Il sogno è svanito probabilmente, ma non la voglia di continuare a far bene, soprattutto se si ha davanti una di quelle che ti ha fatto più male. Amici appassionati di calcio dilettantistico, un buon pomeriggio, siamo live dal Salvatore Favazza di Terrasini per commentare la sfida tra Partinico Audace e Bagheria, valida per la 23esima giornata del girone A di promozione siciliana. Lo stop di Casteltermini ha rallentato, anzi ha fatto saltare la marcia verso i playoff alla compagine nero-verde, che oggi vuole riscattare il 3-1 dell'andata, mentre il Bagheria è in piena corsa per un post ai playoff, essendo quinto a quota 38 nonostante i KO con Marsala e Casteltermini. Adesso vi andiamo a leggere le formazioni delle due squadre, partendo dai ragazzi di Mister Abenante, che si schierano con Cascione in porta, Riccardo Maranzano, Carmelo Viscuso, Gaspare Amiri, Emanuele Filì nel pacchetto arretrato. A centrocampo Angelo D'Amico con Alessandro Scrozzo e il ritorno di Nicolo Panzeri. In attacco invece Giorgio Pulizzi, Daniel Longo e Gabriele Butera al centro. Bagheria che risponde con Pagano in panchina, Riccardo Ferrara tra i pali, Alfonso Cinà, Davide Gastone, Mauro Badami, Cristian Costa, Salvo Florio, Carmine Virzi, Dario Ribaudo, Cristian Ferrara e Francesco Biondo. Questo l'11 della formazione nera-azzurra, che come il Partinico Audace di recente ha rimediato un KO contro il Casteltermini. In entrambi i casi ha fatto 3 gol la squadra agrigentina, solo che il Partinico Audace ha perso 3-2, mentre il Bagheria ha perso 3-1 in rimonta nel secondo tempo. Quasi tutto pronto per l'inizio della sfida. Oggi dovrebbe essere una difesa a 3 con Longo e Maranzano nel ruolo di quinti. Scrozzo, Panzeri ed Amico a centrocampo, mentre Butera e Pulizzi dovrebbero fare i perni offensivi. Vedremo. Intanto è iniziato il match tra Partinico Audace e Bagheria, con la squadra di casa che gestisce il pallone, Cascione. Filì subito per Panzeri, Pulizzi, buona trama dei neroverdi che iniziano molto bene la sfida con Panzeri che può andare al cross in scivolata, grandissimo intervento di Cristian Ferrara, ma il Partinico Audace subito a trazione anteriore, è partito forte il club di Partinico. Amiri va da Viscuso, va da Fili direttamente, si propone Maranzano sulla sinistra, poi la gioca corta all'ex Casteldaccia, buona la palla che arriva direttamente a Butera, si butta nello spazio Panzeri, protegge il difensore del Bagheria, la blocca senza problemi Riccardo Ferrara. Gestione della sfera della formazione nerazzurra. Forse c'è un fallo? No, si gioca, va a contrasto anche Pulizzi, si insiste da quella parte, sempre con il numero 11 del Partinico Audace, e quindi rimessa laterale. Maranzano andrà a battere, c'è anche Longo sul secondo palo, abbastanza libero, vediamo quale sarà la scelta del terzino del Partinico. Occhio perché questa palla passa e si deve addirittura coordinare Davide Gastone per rinviare, però si va da Amiri, la lascia scorrere, poi la riesce a tenere in campo, ma regala una ripartenza alla Bagheria, poi il colpo di testa del capitano del Partinico. Ancora Longo, Scrozzo, avanza il numero 8, va giù, Scrozzo, gioco prosegue, volevano fallo quello del Partinico, ma si gioca ancora. Longo, Viscuso, addirittura no look tentato da Carmelo Viscuso, poi Butera, passaggio sbagliato, Scrozzo la porta via, lotta, si sacrifica e alla fine conquista calcio di punizione Cristian Costa. Si imposta il gioco sulla sinistra con Gastone, la pressione di D'Amico e alla fine rimessa laterale. Partinico Audace e Bagheria che hanno diversi precedenti, tra di loro l'ultimo
in casa al comunale proprio di Bagheria. Intanto occhio a questa palla per Longo che prova ad accendersi, va col mancino, conclusione che si spegne sul fondo. Quindi si riparte da rimessa in favore di Riccardo Ferrara. Dicevamo, l'ultimo precedente è stato al comunale, vinto dal Bagheria per 3-1. È stata la prima vittoria di Giuseppe Pagano sulla panchina nerazzurra e la prima sconfitta per Abenante su quella del Partinico. Intanto imposta ancora la formazione nerazzurra. Addirittura c'è un precedente letale per il Bagheria nella stagione 2013-2014. Addirittura il Partinico Audace era un campionato di prima categoria, vinse 10-1 contro i nerazzurri. Chiaramente stiamo parlando di 10 anni fa. È cambiato il mondo, ma nel calcio 10 anni sono praticamente una vita. Quindi rimessa laterale, va Ribaudo che colpisce il pallone con un braccio. Oggi con la fascia al braccio il numero 11 nerazzurro, giocatore arrivato nella sessione invernale di mercato. Però prima vediamo questa palla per Longo che rientra sul suo mancino, va al cross, ma c'è stato un duro fallo ai suoi danni e primo giallo della partita ai danni di Davide Gastone, calcio di punizione. Adesso vediamo quando riprenderà il gioco. Quindi calcio di punizione, abbiamo dato una sistemata all'inquadratura. Ci sono due giocatori del Partinico Audace sul punto di battuta, Panzeri se ne va, Scrozio invece allarga per uno schema del Partinico con Longo che rientra ancora sul suo mancino, buono il cross sul secondo palo, c'è Viscuso che protegge. Rimessa laterale Partinico Audace, ancora con Maranzano. Palla in mezzo, strattonato da Amico, allontana invece con la testa Alfonso Cinà, uno dei tanti fedelissimi di Pagano. Si giocano a metà campo per il momento, con Viscuso, il lancio, poi la pressione di Pulizzi, occhio a questo ribaltamento di front della squadra ospite. Viscuso però è andato a chiudere subito l'iniziativa di Francesco Biondo. Quindi andiamo a vedere adesso questa rimessa laterale, si affaccia per la prima volta nel match dopo 6 giri d'orologio il Bagheria in avanti. Prova Virzì, poi Ribaudo, dentro l'area, buona le chiusure neroverdi, il colpo di testa di Ifili, ancora Virzì al traversone in mezzo e addirittura una coordinazione sulla destra. Il Bagheria ha provato a rendersi pericoloso per la prima volta nel match. Prova invece a costruire dal basso il Partinico Audace con Fili. Maranzano quasi di prima a cercare Panzeri. Adesso deve andare a lottare con Ribaudo, il numero 3. Concesso calcio d'angolo al Bagheria che comincia anche lui a farsi vedere nella metà campo rivale. E quindi primo corner. Pronto Biondo. Va col destro. Occhio a questo colpo di testa che scheggia sulla traversa. Da parte credo di Virzì. Prima opportunità della partita. Si ripartirà da rimessa dal fondo. Brivido per la squadra di Abenante.
Amiri, Fili. Comunque dovrebbe essere, come in sede di presentazione, un 4-3-3 abbastanza puro del Partinico, che Longo, Butera e Pulizzi fanno gli attaccanti in pratica. Tanto qui c'è bisogno dell'aiuto del numero 9, la pressione invece è molto forte di Panzeri, fa tutto molto bene Gastone, e allora il Bagheria sta cominciando a tessere la sua trama. Occhio a questo cross, la palla arriva a Virzì, Casciano non esce, allontana Viscuso, si è reso ancora una volta pericoloso col suo destro Ferrara. Gestione del pallone alla squadra di Pagano, Partinico Audace che si è un po' abbassato rispetto ai primi minuti, molto veementi, molto aggressivi e tambureggianti. Ancora Costa ad aprire, da Virzì, Longo e scivolata, palla piena per il giocatore del Bagheria, rimasto a terra, Scrozzo la mette fuori, è stato pulito l'intervento in scivolata dell'ex Cinisi. Longo che con la maglia del Partinico Audace ha attualmente 8 gol tra quest'anno e lo scorso in promozione, dopo averne fatti almeno 15 in prima categoria, proprio con la maglia del Cinisi, quindi sicuramente uno dei giocatori più performanti, non solo dal punto di vista realizzativo. Prova a facciarsi in avanti Fili, che si è preso addirittura la fascia e si prende anche un fallo. Giocatore che Giuseppe Pagano conosce molto bene, avendolo allenato a Casteldaccia nella stagione 2021-2022, anno che poi è terminato con la vittoria dei playoff contro la Terranovese in favore proprio del Casteldaccia di Pagano, tecnico che oltre ad aver vinto un playoff di promozione a Casteldaccia ha vinto uno spareggio e quindi un campionato con il Marineo. Poi l'anno scorso è stato chiamato in corsa, gioco di parole, per salvare la barca Oratorio San Ciro e Giorgio. Invece a Bagheria è subentrato al posto di Tomasello e sinceramente ha fatto un ottimo lavoro fino a questo momento. Intanto vediamo qui Pulizzi che esce molto bene dalla pressione, poi Panzeri, passaggio molto interessante all'indirizzo di Longo, chiusura dei difensori del Bagheria, tornato ad attaccare il Partinico Audace. Confronto intanto tra Viscusa e Benante, mentre la rimessa laterale è in favore del Partinico Audace con Maranzano. Esce Ferrara, molto bravo nell'anticipare D'Amico. È tornato tra i pali il numero 1 nerazzurro dopo che nell'ultima giornata di campionato ha lasciato spazio al giovane Miceli. Chiaramente un portiere 2006 per questioni di regolamento favorisce poi lo schieramento di un giocatore più esperto nell'11 in campo. Ferrara invece è un profilo d'esperienza, classe 95, giocatore che ha vestito anche la maglia della Lucchese in Lega Pro. È un portiere che ha avuto un trascorso florido, sempre in categorie di alto livello come la Serie D e la Serie C. Poi un anno di stop e la ripartenza proprio da Bagheria. Occhio a questo lancio all'indirizzo di Ribaudo. Il tiro, Cascione in due tempi si è fatto vedere in avanti ancora una volta il club di Pagano con questo tiro dell'ex Gemini, poi un rinvio errato di Cascione che poi chiede scusa a Longo. Viscuso deve andare a duellare con Virzì, alla meglio l'ex Gangi, ancora Viscuso, tocco corto per Amiri, rimessa laterale, dice il direttore di gara insieme alle guardaline, anche se tutto sembrava tranne che fuori. Fallo laterale segnato a Bagheria e rimessa che verrà battuta da Davide Gastone. Ribaudo, Gastone chiude Longo, poi va a lottare Scrozzo senza problemi. Il Partinico Audace si difende e allora vediamo quest'altra
rimessa laterale o forse si andrà direttamente alla bandierina, sì, è molto più probabile la seconda opzione, calcio d'angolo, batte biondo. Andrà con il destro il numero 10 nerazzurro. Corner battuto, allontana molto bene Fili di testa, poi Longo la lascia lì, deve metterci la zampa Amiri, ma commette fallo, quindi punizione per il Bagheria. Vediamo questa battuta. Sul punto di battuta c'è Francesco Biondo ancora una volta, è lui il giocatore al quale sono affidati calci da fermo, non solo quelli della bandierina. Parte Biondo col destro, ancora in due tempi, Cascione tranquillamente la fa sua. Per il momento è stato leggermente più pericoloso il Bagheria in termini prettamente di conclusione, anche se all'inizio del partinico non va cancellato, perché 2-3 trame si sono viste molto molto interessanti. Maranzano, Panzeri col petto, torna Damiri, poi Viscuso in verticale, Scrozzo, la palla resta lì, non è riuscito a fare neanche un fallo tattico. L'entrata è dura da parte di Panzeri, ma Scrozzo va a lottare, c'era vantaggio, si gioca, e la rimessa del Partinico Audace era rimasto comunque a terra Costa, mentre arrivano le indicazioni di Ferrara dai pali. Maranzano torna da Fili, Amiri. Fili, c'è Maranzano sul lato mancino, servito, scambio con Panzeri, la pressione delle Bagheria, però ancora il Partinico Audace che non butta via la palla, vuole giocarla con coraggio. I neroverdi escono dalla pressione delle Bagheria, poi in verticale Amiri a cercare Butera anticipato. Ancora duro, Panzeri si è immerso nella battaglia. L'abbraccio con Costa. Grande intensità in questo primo quarto d'ora di partita. Lancio del numero 4 nerazzurro, poi Fili, Longo anticipato. Esce Viscuso, male. Ancora Biondo con eleganza, l'ex Sant'Agata. Non c'è fallo però. Si accendono un po' di polemiche adesso. Viscuso torna da Amiri, si apre Fili, porta palla il numero 5, anzi numero 6, 5 Amiri. Occhio però a questa palla persa, la ripartenza feroce del Bagheria, il pallone in mezzo per Biondo, la chiusura di Amiri. Stacca di testa molto bene Badami, occhio a Ribaudo, chiude e rimane a terra D'Amico. Punizione per il Partinico Audace. Panzeri, vada Viscuso, il controllo sbagliato del numero 2. Gastone, Irzi, chiude Viscuso che si riscatta, poi Scrozzo, forse strattonato, il direttore di gara nel dubbio ha lasciato proseguire. Occhio perché c'è un pizzico di spazio che quasi se lo prende con gli interessi. Anelli,
Non c'è niente, dai, ragazzi. Vai, siamo lì, togliamo la partita. Il gioco dovrebbe riprendere tra pochissimo, anche se il giocatore del Bagheria, in questo caso Mauro Badami, non sta bene, potrebbe anche aver bisogno di essere sostituito. Vediamo da che parte scegliere di uscire. Il gioco è interrotto già da qualche minuto, infatti già mister Pagano mi ha andato a scaldare un elemento della panchina, mentre addirittura Badami non riesce proprio a camminare, quindi ha bisogno di essere accompagnato fuori. E quindi cambio, Badami non ce la fa, viene sostituito l'ex centrocampista del Città di Casteldaccia. E allora il gioco può riprendere finalmente con l'uscita di Badami e l'ingresso da parte di Domenico Fiorentino. Intanto questo pallone dalla difesa del Bagheria con il lancio di Costa, colpo di testa di Maranzano, Pulizzi in mezzo a due, fa una bellissima giocata, sempre grande talento da vendere Giorgio Pulizzi, guadagnandosi un buon calcio di punizione battuto immediatamente da D'Amico. Amiri in verticale da Longo, la chiusura solo per un attimo da parte di Gastone, poi il passaggio in verticale di Biondo, intercettato e stoppato da Cascione. Filì, Amiri, Filì, Panzeri, la tiene in campo Filì, anzi no, è scivolato. Rimessa laterale Bagheria e sul ritmo si è decisamente abbassato rispetto all'inizio dove c'era più intensità, forse questa interruzione
spezzato un po' la partita, anche il Bagheria che adesso detiene il pallino del gioco non riesce a rendere la sua trama incisiva, tanti rimpalli e poi Longo manda al VAR Biondo e va direttamente in verticale da Butera, ma diciamo che l'ha innescato attorno a 4 maglie nerazzurre e non è facile per un attaccante quando si è così tanto circondati, mentre Maranzano esce molto bene ad aggredire il giocatore del Bagheria, provato d'anticipo, ma il fallo l'ha commesso il 3 bianco-verde, sta la maglia odierna del Partinico Audace. Gastone, il lancio per Virzil, colpo di testa di Amiri, ben calibrato, Longo. Fiorentino ha dovuto prendere Amiri, poteva uscire Cascione, adesso per Amiri la vita è un po' complicata, infatti Fiorentino è riuscito in qualche modo a prenderla, ma poi scrozzò il lancio, colpo di testa di Gastone, ancora Biondo, stacca di testa d'Amico, forse c'è vantaggio, ma grande intercetto da parte di Fili, allora il contropiede del Partinico Audace. Fa giocare. In caso di colpo al volto, per regolamento il direttore di gara deve fermare il gioco, ma doveva fermarlo prima a questo punto, non quando si è innescato il contropiede del Partinico Audace. E quindi altro gioco fermo. Però chi più no contrasto ci sta subito per farlo, però chi di giocare. Però deve fischiare l'arbitro subito. È richiesto ancora una volta l'intervento della panchina delle Bagheria, anche se Biondo in questo caso si è rialzato, ma il colpo al volto l'ha preso. Vediamo se adesso il gioco riprenderà subito o se aspetterà il ritorno del numero 10 nerazzurro. No. Il direttore di gara si è portato la palla per restituirla, credo, al Partinico. Con Maranzano che torna da Miri per il momento in 10. I ragazzi di Pagano. Occhio a questo lancio per Pulizzi, riesce a tenerla in campo con il petto, poi si affaccia in avanti ancora il Partinico sempre con Maranzano. Passaggio su intercettato, Pulizzi ha semplicemente protetto la palla e quindi calcio di punizione. Altro contrasto, ma stavolta la rimessa del Bagheria. Stringe il campo il Partinico Audace per andare a recuperare il pallone dopo la rimessa. Fili preferisce tornare indietro da Antonio Cascione che controlla. Il tocco per Amiri, scrozzo, Longo, fallo, è giallo per Biondo, cartellino sacrosanto nei confronti del classe 2002, per lui un gol quest'anno, ma l'intervento è stato abbastanza duro. Il tema che mi preme affrontare invece è la spettacolarità della partita, che purtroppo non ne sta beneficiando di tutte queste interruzioni, di tutti questi falli, di tutti questi contrasti che poi si trasformano in interruzioni di gioco e interventi degli staff medici delle panchine, in questo caso per il Bagheria. Mi scuso. Il controllo col petto di Fili, poi D'Amico, ancora Fili. Prova ad uscire in palleggio il Partinico Audace, in qualche modo ci riesce. Ancora D'Amico e Scrozzo, avanza l'ex Alcamo, l'apertura per Maranzano. Il cross sul secondo palo per Longo, anche se c'era Butera in aria. Prova Longo, vediamo se riesce ad andare all'1 contro 1. Ne ha 2. E allora Panzeri, il tacco abbastanza ambizioso del 10
per Viscuso, la rimessa laterale è bianco, nero, verde. Viscuso, Amiri, va da Fili, Maranzano, Panzeri la fa passare, Biondo in verticale, la ripartenza del Bagheria, attenzione a Fiorentino, la gioca per Ribaudo, chiude molto bene, col tempo giusto Fili. Rimessa laterale affidata a Davide Gastone. Virzi, chiude Viscuso. Riparte il Partenico, ancora Viscuso, va giù, è rimessa a Bagheria. Gastone. Il passaggio all'indietro per Biondo. Ribaudo a legare il gioco. Pulizia riconquista, Fili e la ripartenza del Partenico, ma la chiusura di Biondo. Questo sembra star mantenendo con particolare continuità il possesso della sfera il Bagheria di Pagano. Occhio a Virzi che va all'1 contro 1 con Viscuso, passa in mezzo a 2, scivola, tutto regolare. Buono l'intervento di Amiri, poi Biondo col destro esce, Fili rompendo la linea. Ancora insistenza nero-azzurra con Ferrara. Poi l'intercetto di Panzeri, Scrozzo ad aprire, ha accorciato il campo, la compagine ospite. Biondo, buona trama in mezzo al campo, esce però Amiri, ancora da terra quasi il 5, ha preso un calcione il 4 che è d'amico, ma il Bagheria continua ad avere il pallone tra i piedi. Fiorentino allarga da Virzi, palla al limite per Biondo, zona tiro, calcia il 10, blocca Cascione. E quindi si riparte con l'ex portiere di Casteldacce Aspra che rimette in gioco questo pallone. Fili e Amiri se la passano. C'è la soluzione Maranzano sul lato mancino e guadagna rimessa il 3. Sono passati 30 giri d'orologio. Il risultato ancora non è cambiato, 0-0. Tra due squadre che comunque stanno battagliando contro le loro possibilità. Maranzano torna indietro da Fili, D'Amico, Fili ancora, Amiri, porta palla, la gioca in verticale ma non c'è arrivata a lungo e poi Biondo forse è stato un po' beffato da Viscuso che si è mosso in maniera diversa e quindi è rimessa laterale Partinico Audace nella metà campo rivale con la possibilità di metterla in mezzo. Infatti è possibile che D'Amico vada ad entrare in area, ma per il momento non è così. Anzi c'è solo Butera, se dobbiamo dirla tutta. Pallone che arriva solo adesso a Viscuso. Viscuso a cercare Longo. Rimessa laterale Bagheria. E palla allontanata. Poi D'Amico di testa. Panzeri in qualche modo. Punizione per il Bagheria. Sembrava tutto ok. Che tra l'altro forse c'era pure il vantaggio. Mentre la sventagliata di Biondo finisce direttamente tra le mani di Cascione. Subito a pressare molto alto il club ospite. Porta palla invece Fili. Al solito. Salta pure un uomo. Poi per via orizzontali va da Scrozzo. C'è Viscuso sulla destra.
servito l'ex San Vitolo Capo. Occhio a questa traiettoria che finisce in porta. Blocca Ferrara. Oggi sta facendo il terzino Carmelo Viscuso, perché nella sua carriera ha fatto anche la Serie D con maglie importanti come quelle di Biscay, Taranto e Messina. Mentre la giocata di Gastone è finita fuori. A zero mai sa. Pronta la battuta di questa rimessa laterale. Batte Viscuso. Amiri. Fili. Stavolta si appoggia a Panzeri. Rischia un po'. In qualche modo si salva. Poi scrosso. Va ancora da Panzeri che accelera. Palla al piede. Sempre l'ex Cittadella. Che poi va in verticale. Per Longo. Contatto in area di rigore ma addirittura fuori gioco. Ma il taglio era in anticipo. Longo ha fatto un grandissimo taglio, ma Panzeri ha dato una palla delle sue. Ce li ha queste giocate. Meno 11 al fischio finale di questo primo tempo. Poi Filì, la spizza per Cascione. Maranzano, Panzeri, lotta d'amico, alla meglio Ribaudo, prova ad andare sulla destra, ancora Ribaudo, zona cross, la rimessa però del Partinico Audace. Palla giocata verso Butera, passa nello spazio Panzeri, ancora il 10, buono il dribbling e poi il lancio per Longo, l'apertura è buona, il rimbalzo anche, e allora può rientrare sul suo mancino e calciare, va a Longo, chiude Costa, si fa più pericoloso il Partinico Audace col suo numero 7, adesso Costa, sventaglia, dove c'è la testa di Maranzano, Pulizzi fallo. Punizione Bagheria. Quest'ultima squadra che viene a 2 KO di seguito e vuole confermare il suo posto ai playoff. Sono 38 punti quelli totalizzati. Vedremo in base al risultato di oggi se anche questa domenica riuscirà a conservare il suo posto al sole. Ma occhio alle inseguitrici, soprattutto Marsala e Cus Palermo. Mentre Costa va a anticipare bene Butera. Servito poco oggi il numero 9, bianco-nero-verde, richiesto il pallone alla panchina del Partinico Audace. Accontenta subito. Viscuso, Amiri, Fili, Panzeri, fa fuori la pressione di un avversario, poi in verticale da Butera, ancora il tocco per Panzeri, è fluida la trama nero-verde ma c'è la chiusura di Costa. Poi colpo di testa, ancora Panzeri, per Pulizzi, prova a buttarsi nello spazio, ancora Pulizzi, zona cross, calcio d'angolo. Attacca il Partinico Audace. Vediamo la battuta di questo corner affidata ad Alessandro Scrozzo, centrocampista classe 1984 al Partinico dal 2019. Un gol per lui quest'anno, 8 in totale.
Scrozzo batte. Longo. Occhio a questo bellissimo cross per la testa di Fili, che commette fallo in attacco su Costa, che ha le mani in faccia. Adesso si rialza Costa. Vediamo il Bagheria che è pronto a rimettere in gioco questo pallone con Ferrara. Lancio di Costa. Ancora il 4 che stacca di testa. Si riparte la calcio di punizione, gioco ancora fermo, battuta affidata a Costa. Il lancio del 4. Si disinteressa completamente del pallone Cristian Ferrara, mentre viene pressato fallosamente Fili. Amiri, Viscuso, Longo, Fili, Maranzano al lancio, colpo di testa all'indietro di Cinà, Partini Caudaci insiste con Panzeri, fa fuori un avversario, ne fa fuori due con la sua strabiliante tecnica e poi va a cercare Pulizzi, ha voluto forse un po' strafare Panzeri. Arrivano le indicazioni di mister Abenante per lui. Il lancio di Florio, il colpo di testa di Amiri, poi Scrozzo si prende un calcione, punizione. A commetterlo è stato Fiorentino, centrocampista subentrato che può fare l'attaccante esterno, ha tanti ruoli nel suo bagaglio tecnico-tattico, il numero 14 nerazzurro. È un corso 2003 ma ha già tante esperienze. Tento prova ad andare Pulizzi in verticale. Butera. La pressione di Longo. Ferrara si deve rifugiare nel suo lancio. Scrozzo la prende. Passa la volta Fiorentino. Gastone non la tiene in campo. Amiri addirittura col petto ha provato a prenderla. Mani nei capelli per il tecnico del Partini Caudaci. E allora Ribaudo. Ballottare Viscuso. Scrozzo, fallo. Calcio di punizione. Punizione affidata a Davide Gastone. Si allontana il 3, alla fine andrà a battere Biondo. Come al solito d'altronde. Vediamo dove calcia l'ex Canicatti col destro sul secondo palo, la palla passa, occasionissima, fallita, credo proprio da Cinà. Sul secondo palo ad un passo dal vantaggio il Bagheria, anche se questo primo tempo è avaro di grandi occasioni. Fili va da Amiri. Cercato Longo. Palla regalata direttamente a Gastone, che poi col destro va a cercare Fiorentino. Zona cross per lui. Palla facile per Cascione che blocca.
E allora Maranzano, Panzeri con i piedi sulla linea, prolunga per Pulizzi, poi ancora Panzeri, Butere era partito, Panzeri beffato da Costa. Ribaudo, zona cross, allarga l'ex Gemini, attacca il Bagheria, cross intercettato da Maranzano, lo rincorre Ferrara. E allora rimessa laterale per il Partini Caudace. Non lo so, io questa è una cosa, non, però dico se doveva allenare. Maranzano, forse c'è un fallo di mano da parte di Ribaudo, la rimessa è del Partinico. D'Amico, Amiri, il lancio, la palla passa, Florio di testa, Biondo protegge, la pressione di Scrozzo, esce in qualche modo la formazione nerazzurra, allora Carmine Virzi accelera, serve Fiorentino, deve andare a lottare D'Amico, regge l'urto, palla per Ribaudo, Cascione la salva e poi il tap-in vincente, è il vantaggio del Bagheria e quindi gol della squadra ospite. Tabellina aggiornato. È 1-0. Era riuscito a prenderla Cascione. La partenza. Quindi si riparte da 1-0. Credo abbia segnato Virzi. Poi dubbi a riguardo. Proprio al tramonto il primo tempo. È arrivata questa doccia gelata che si chiama 1-0 per il Bagheria. Riprende il gioco con Pulizzi che torna indietro da Maranzano. Fili. Fa fuori la pressione di Ribaudo. Ancora Maranzano che forse c'era fallo qui, ma il direttore di gara lascia correre con Ribaudo che va al cross, il colpo di testa di Amiri. Scrozzo, Maranzano è ancora a terra. E allora centrocampista del Partini Caudace ha preferito metterla fuori perché Maranzano è rimasto a terra. Vediamo. Dovrebbe essere sicuramente un recupero importante in questo primo tempo, visto le numerose interruzioni che ci sono state tra l'inizio. Adesso anche Maranzano ha bisogno dell'attenzione della panchina. Chi c'è davanti c'è Gabriele che è su, no, giocando 4-0. Ancora Maranzano è a terra. Quando tagliavi la diagonale Il gioco dovrebbe riprendere con Maranzano a terra, quindi si riparte da Cascione. Amiri, Maranzano all'impiedi, si aspetta solo l'ok del direttore di gara. D'Amico, Amiri, D'Amico,
Avanza l'ex Alcamo, poi va per vie orizzontali da Panzeri, esce bene con pochi tocchi il Partinico Audace. Ancora Maranzano in verticale da Pulizzi. Stavolta si è fatto veramente male Maranzano. Ancora Panzeri. Palla al limite per Pulizzi, zona tiro. Ancora l'11. Deve tenerla in campo, guadagnare angolo. Pulizzi, zona tiro, in mezzo, la palla va a lungo! Che calcia troppo forte e troppo alto. Si va di rimessa dal fondo, mentre Maranzano si è fatto veramente male, mi sa. Seconda entrata ai suoi danni nel giro di 30 secondi. Nervi tesi dopo questo contrasto ai danni di Maranzano. E il Partinico Audace invece ha avuto una grandissima opportunità. La palla è finita alta, sicuramente il primo tempo avrebbe avuto un altro senso col gol di Longo. Una partita rimessa in piedi prima di andare negli spogliatoi. Sicuramente un finale abbastanza delicato dopo queste due entrate ai danni di Maranzano 2 volte. È stato aiutato dalla panchina, ma stavolta a quanto pare la botta è stata più importante. Si rialza Maranzano zoppicando. Adesso vediamo se potrà continuare a giocare Maranzano questa partita. È zoppicante, fatica a camminare e come soluzione difensive c'è solo Salvatore Scrozzo, possiamo dire così. Quindi per il momento si riparte in 10 uomini e Maranzano che rientra nonostante il dolore. Rinvio di Ferrara. D'Amico. Viscuso. Fa rimetterla su, fa saltare Pulizzi. Allontana Ferrara. Poi Fili. Maranzano male col piattone. Non è riuscito a prolungare. È stato mandato a scaldare, credo, Scardina. Mentre Biondo va in verticale. Maranzano adesso sembra aver ripreso una condizione sufficiente per giocare e correre soprattutto. Tanto Fili va a chiudere molto bene. Ribaudo, i due hanno condiviso l'esperienza trionfale di Casteldaccia. Il lancio di Maranzano. E poi arriva adesso, dopo praticamente 6 minuti di recupero, il duplice fischio che mette fino al primo tempo tra Partinico Audace e Bagheria, risultato di 0-1. Molti rimpianti, soprattutto per il gol fallito da Longo, a pochi passi dal portiere Ferrara. Ovviamente vi invitiamo a restare con noi. Noi torniamo tra pochissimo per la ripresa di Partinico Audace Bagheria.
Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Niccolò Cilufa e benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicuro, in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Assur, il pressing alto di Scalisi non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Assur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano, va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano, ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro, il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo. Sant'Angelo la prolunga, poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita, un gran gol al 28esimo, cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità, gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi. Si avvicina a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco. Apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato. Fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così. Pane bianco, Geraci 1, Folgore 1, il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra, Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro, il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci. 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore. Palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Assur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta 2 calciatori e poi Pizzolato. Poi Sant'Angelo Bonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente, direi. 5 mani e poi arriva il tocco vincente di Assur al 90esimo. La Folgore passa a Geraci ed eccolo qua il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Pagano al termine di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa
Primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, si spiega così. L'hai detto tu, il calcio è bello per questo e purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi, per come è andato il secondo tempo, è meritata, perché c'è stato un approccio del Casteltermine sicuramente superiore al nostro. Forse credevamo che la partita era già in tasca, ma non è così. Il primo tempo veramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Hanno creato palle gol, hanno lottato su ogni pallone, hanno corso, hanno dato tutto. Forse lì bisognava, nel momento di difficoltà dell'avversario, dovevi chiudere la partita, perché è indubbio che la prima mezz'ora, 35 minuti, il Casteltermine era in difficoltà, in palese difficoltà, e quindi lì noi creavamo palle gol e la dovevi chiudere. Quando invece non la chiudi, poi onore al Casteltermine, perché il secondo tempo invece ci ha punito, ha approcciato meglio il secondo tempo, hanno pareggiato, e poi loro, nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato, e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il Casteltermine. Applauso a loro, che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. C'è anche dire che comunque lei fa da un po' di partite a meno, deve fare a meno dei suoi due numeri 9, Stassi e Morana. Anche oggi si è dovuto adattare, ripeto, come prima punta. Quanto pesa questo fattore? Questo pesa tanto, perché come vedi abbiamo difficoltà a fare gol, però non significa niente, perché alla fine se non fai gol, comunque uno l'avevi fatto, eri in vantaggio 1-0, dico, non è un problema di fare il gol, perché potevamo anche non prenderlo. Il calcio è questo, si accetta, lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene. Vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso. C'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico, che è una squadra candidata perché ha fatto un giorno di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì, che è una squadra quarta in classifica, e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili, come oggi, ma non c'era niente di abbordabile, perché il Casteltermine aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo, con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite queste ci restano sono sicuramente molto molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme, se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Grazie mister.
Tutto pronto per l'inizio di questa ripresa o quasi. Le squadre stanno cominciando a schierare sul rettangolo verde per sfidarsi in questi ultimi 45 minuti dopo un primo tempo molto intenso, molto battagliato tra le due formazioni. Ha avuto per il momento ragione il Bagheria grazie al gol di Birzi che ha sbloccato la pratica proprio al minuto 45, mentre il Partinico Audace può avere il grande rimorso di non aver pareggiato i conti pochi giri d'orologio più tardi con Daniele Longo, che ha avuto quella ghiotta opportunità dove c'è adesso Cascione. Prima c'era Ferrara, ma Longo l'ha sparata alta. Adesso il direttore di gara aprirà le danze con il Bagheria in possesso di palla. Fischietto in bocca. Inizia adesso la ripresa con il Bagheria in possesso. Colpo di testa di Viscuso. Va a pressare Longo. Voleva subito un fallo il numero 7. E allora Biondo preferisce metterla fuori, anche se si rialza adesso. Una curiosità interessante sicuramente per il Partinico Audace è quella che i neroverdi sono una delle società che hanno totalizzato più punti nel girone di ritorno, infatti solo 2 sconfitte, l'ultima contro il Casteltermini parla chiaro della grande cavalcata che hanno fatto questi ragazzi con mister Abenante. Occhio intanto a questo retropassaggio di Viscuso per Cascione. Diciamo che il Partinico Audace per provare a fare i playoff doveva fare veramente un'impresa impossibile, come totalizzare 30 punti su 9 disponibili. Purtroppo con ogni probabilità non sarà così ancora. La matematica non condanna il Partinico alla possibilità di non fare quinto, ma diciamo che servirebbe una vittoria oggi e qualche altro risultato favorevole. Tanto Amiri va da Maranzano, Ribaudo pressa, Amiri allontana, prova a scappare D'Amico, forse c'era fallo ai suoi danni. Sembra aver cambiato la sua posizione. D'Amico sta facendo l'attaccante. Insieme a Butera, mentre Maranzano si è arrabbiato, ha preso più di un intervento. Molto arrabbiato Maranzano da un pezzo. Chianelli entra duro, mentre adesso si è beccato un giallo Cascione. Ne ha prese tante di botte Maranzano, è chiaro che adesso sia nervoso. Adesso il gioco si riprende. Diciamo non è il migliore dei inizi di secondo tempo questo. Fili. Amiri. Scrozzo, Butera, Viscuso. Fili, Scrozzo. Pensa di andare in verticale, c'è l'apertura facile da Maranzano, stava un po' ingarbugliando col pallone tra i piedi. E allora Maranzano. Poi il lancio di Fili. Non si sa cosa ha fischiato a Butera in questo caso il direttore di gara, forse un fallo di mano. Vabbè, calcio di punizione per il Bagheria, quindi. Dovrebbe essere ambedue le squadre,
Il gioco riprende. Un po' di perdita di tempo da parte di Cristian Costa. Adesso il gioco si riprende con Fiorentino che prolunga a cercare Virzì, Filì, agevola l'uscita di Cascione. Filì, Panzeri, Scrozzo, prestato a ribaudo, perde il pallone, Scrozzo, allora la ripartenza di Fiorentino, c'è due soluzioni a destra, anzi a sinistra, Cascione si allunga, sul tiro di Biondo, si salva il Partinico Audace ad un passo dal raddoppio del Bagheria, altro pallone perso in zona nevralgica, velenoso, quello soprattutto di Alessandro Scrozzo. Parte Biondo, provato questo corner sul secondo palo, solo esterno e la rete per Salvo Florio. Prova a ripartire subito il Partinico Audace con Longo, buona scivolata, la prima solamente di Ferrara, poi fallo ai danni di Longo. Spezzettatissimo questo match. Come l'è andata d'altronde? Giocare contro il Bagheria è sempre molto complicato per questo motivo. Il lancio di Amiri. Maranzano. Prova l'1-2 con Pulizzi. Poi Anelli. Molto aggressivo D'Amico sul pallone. Rimessa Bagheria. Sottolineo ancora una volta come D'Amico si sia sganciato dal trio di centrocampo, ad a fare la punta insieme a Butera per dare peso al reparto offensivo mister Abenante, ma per il momento palloni giocabili per gli attaccanti non ne sono arrivati, mentre il Bagheria chiamato a battere questa rimessa. Adesso sicuramente non c'è una grandissima velocità nel batterli questi falli laterale. Pronto a battere Alfonso Cina, classe 98, arrivato dall'Alcamo nella finestra invernale. Bagheria che ha perso Giorgio Stassi per 4 giornate, questa è l'ultima di squalifica, attaccante capocannoniere della categoria con 17 gol, sicuramente la perdita principale di questo Bagheria, l'ex Casteldaccia e San Cataldese tra le altre. Mentre occhio a questo tiro di Biondo, conclusione Mancina che si spegne sul fondo. Lo rimette subito in gioco Cascione per Amiri. Filì, Scrozzo, si propone Longo, alza questo scavetto per D'Amico, invece l'ex Cus, e allora avanza il Partinico Audace. È una palla troppo ambiziosa per Viscuso, infatti arriva il forte richiamo del tecnico bianco-nero-verde. Aggiungiamo il bianco a volte per descrivere la casacca odierna del Partinico Audace. Anche all'andata è stata una brutta prova per il Partinico Audace, ha subito 3 gol, ne ha fatto solo 1, tra l'altro al dischetto con un Pirrotta, ma quello che a meno convince è stata la prestazione. Mentre è entrata in ritardo di Viscuso, adesso nervosismo per la panchina della Bagheria.
E si continua a perdere tempo. Giocare col Bagheria è praticamente impossibile. Mentre il Ribaudo ha qualcosa da dire a Viscuso. Ma sapi inchiettare te! Oh! Ma amici, ho vissuto l'amico forte delle cose. Ho vissuto. Il giocatore del Bagheria è ancora a terra. Vediamo quando si tornerà a giocare a calcio, che se la vedo dura. Ma poi chi te fuori un campo? Si è messo dentro. Mamma mia. Vi riaggiorniamo quando si torna a parlare di calcio, perché è inutile parlare di un gioco fermo e di tante maglie attorno. Sembra tutto pronto per la punizione affidata alla Bagheria. Batte Gastone, colpo di testa alla sponda per Ribaudo, va a lottare Amiri, il cross del numero 11, non ci arriva Virzic, arriva Filì, poi a occhio opposto destro che si spegne sul fondo da parte di Fiorentino. Cascione, Filì, Panzeri a dare la soluzione, poi Maranzano, ancora Maranzano, lascia sul posto due avversari, poi Anelli, Pulizzi, adesso rimane a terra Anelli e altro nervosismo. Nervi tesi tra campo e tribune.
Si è perso veramente tanto tempo Baraonda tra campo e tribune. Pallone giocato adesso da Cina. Ancora il Bagheria si butta a terra, mentre D'Amico Butera addirittura colpito Cina. Il Pitanelli è rimasto a terra, anzi 2 giocatori del Bagheria a terra, ma adesso la situazione sta diventando ridicola e la responsabilità più grande c'è la squadra ospite che ha deciso questi ultimi 45 minuti di non giocarli. È brutto ed imbarazzante raccontare questo tipo di partite, perché non c'entra niente col calcio assolutamente, quindi torniamo a parlare quando si gioca. Si gioca, vediamo per quanto. Prossimo contrasto, cosa succederà? Amiri, Fili, Amiri, Viscuso. La Baraonda è entrato Scardina, neanche abbiamo avuto il tempo di dirlo. Posto di Pulizzi, mi sembra. Sento colpo di testa di Maranzano anticipato. Buono l'intervento di Cina. Maranzano a cercare D'Amico di testa, pallone allontanato, Scrozzo, Fili, Amiri, Viscuso, Scardina, prestato da Gastone, poi la palla esce, la rimessa laterale è del Bagheria. Vediamo chi sarà a batterla, in teoria è Gastone, terzino sinistro di questa squadra. È arrivato al Bagheria durante il mercato di riparazione dello scorso campionato, quando la società nerazzurra militava in prima categoria, categoria che poi vinse superando le contendenti Giardinellese e Piana in primis. Tanto occhio a questo passaggio all'indietro di Viscuso, Cascione deve allungarsi per tenerla in campo, rimette subito in gioco il pallone il numero 1 nero-verde. Amiri, male per Longo, altra transizione, Anelli ha cercato l'angolino, conclusione che si spegne sul fondo. Partinicoda c'è la seconda volta che rischia parecchio su questi palloni persi. Fili, Panzeri, per vie centrali, ancora Panzeri, Ribaudo lo pressa, e allora Ferrara,
Il cross deve uscire Cascione, va ad anticipare Biondo, poi va col destro a cercare le punte d'Amico e Butera, la sponda del 4 che non c'è, almeno una spizzata doveva provare a fare. Lancia nel vuoto di Salvo Florio, pronto Maranzano a battere questa rimessa laterale. Amiri, Scrozzo, Longo, buona trama dei padroni di casa, ancora Longo, rincorso a 2 avversari, poi Panzeri, c'è Maranzano sulla sinistra, servito, il cross sul secondo palo, esce Ferrara, torna ad attaccare il Partinico, il Bagheria in questo caso si è difeso bene, poi ci ha messo i guanti Ferrara. Cena, Fiorentino porta palla nel suo stile, con la sua tecnica. Ok, questa palla per Ribaudo che beffa Cascione e tiro che termina sull'esterno della rete. Non c'era fuori gioco per il guardalinee, mentre Ribaudo è rimasto a terra, ma non ha nessun problema, era solamente disperato per l'errore fatto. È stata ghiotta l'occasione per la squadra di Pagano. Scrozzo d'Amico di testa per Butera, niente da fare per il 9 e allora Nelly. Fiorentino lo insegue Panzeri, però la scivolata il 10, ancora Fiorentino va a sfidare Filì, lui non si fa superare, calcio d'angolo. Pronto il corner, sfidato a Biondo, colpo di testa, era solissimo Virzì, la palla è uscita, altro grave rischio preso dal Partinico audace. Filì, Longo, stavolta riesce ad uscire il Partinico grazie alla qualità di Daniel Longo che fa tutto il campo da solo, prova addirittura un tunnel per Ferrara, ma sta veramente male il 7 nerazzurro, chiesto zoppica un po', poi errore di Virzì che regala la rimessa al Partinico. Maranzano torna da Scrozzo, salta Ferrara, Filì Amiri, porta palla, rischia sulla pressione di Ribaudo, allora si sacrifica Scardina e guadagna rimessa laterale il Partinico audace, ma Amiri non si può permettere di portare palla all'infinito, deve velocizzare le sue giocate. Fiorentino beffa Filì, allora si sacrifica Panzeri, fa un grande e prezioso intervento. Filì apre da Maranzano, non ce l'ha avuta la forza di andarsi a prendere questa palla. Rimessa Bagheria. Però staccare di testa per Ribaudo, niente da fare. Cina, Biondo a prolungare, Scrozzo, Ferrara, la palla esce rimessa Partinico, Maranzano, Butera col petto, chiude bene Cina ancora, pallone fatica a restare a terra, Maranzano non la tiene in campo,
batte adesso Cina di testa Ribaudo, deve andare a chiudere, anzi a proteggere Amiri. Ribaudo lo disturba, punizione. Si sta scaldando Anselmo nel frattempo. Scrozzò, riesce ad evitare la pressione di Ribaudo, poi Butera si prende fallo. Calcio di punizione affidato a Scrozzò, che apre subito da Viscuso, scardina, però è buono, arriva a Longo, però girato, deve mettersi in condizioni migliori, torna da Viscuso, viene dentro al campo Viscuso, bella Veronica, e fallo su Vizzi. (19 minuti alla fine). Va al rinvio Riccardo Ferrara. Viscuso mette giù col petto questo lancio e va in verticale direttamente a cercare Butera, ma oggi i palloni per lui veramente pochi. Poi si è preso un rischio inutile. Difensore del Bagheria Cina, quindi rimessa a favore del Partinico Audace, subito sprecata, molto basso il blocco di Mister Pagano e di conseguenza adesso il Partinico Audace può prendere metri in avanti. Amiri, Panzeri in verticale da Scardina, il pallone non raggiunge la destinazione cercata e poi c'è il fallo dell'ex Juniores del Trapani. Pronto Viscuso, chi batte la rimessa, la palla passa, D'Amico interviene non falosamente per il direttore di gara, va giù anche D'Amico, va giù anche Ribaudo, la punizione per il Bagheria, si erano toccati nello stesso momento. Panzeri va troppo per vie orizzontali e poi frana addosso a Virzi che resta a terra. L'unica soluzione per Mister Abenante al momento è Anselmo. Altro tempo che si perde, quindi vediamo. Gioco che può riprendere. 16 alla fine. Apertura verso Ferrara. Maranzano si è appoggiato facilmente da Cascione. Amiri, Viscuso, poi Scardina ha provato a prolungare per D'Amico,
oggi non è la partita preferita degli attaccanti. Scuso. La palla arriva a Longo che mette giù col petto, avanza Longo, calcio di punizione per il Partinico Audace. Prova a giocarla subito la squadra di Abenante, ma il Bagheria è stato subito pronto ad evitare questo. Quindi si ripartirà al fischio del direttore di gara. Mentre sembra essere arrivato il momento di Anselmo, che a breve farà il suo ingresso in campo. Ci sono sia Panzeri che Longo sul punto di battuta, mentre Ferrara costruisce la sua barriera. Va Longo col mancino, è rasoterra e la palla sul sacca, il gol di Daniel Longo, il pareggio del Partinico Audace al minuto 76. Esultanza sotto il suo pubblico alla Dragon Ball per Daniel Longo. Nono gol con la maglia nero-verde, segna sempre lui. È festa grande, un piazzato, pareggia i conti al Favazza. E allora il risultato è cambiato, cambia anche mister Abenante, fa uscire Panzeri, fa entrare Anselmo. Mentre il Bagheria si incarica di far ripartire il gioco. Viscuso di testa, non ci arriva Scardina, rimessa laterale in zona d'attacco per il Bagheria. Amiri preferisce tornare indietro da Cascione. Si torna ancora una volta dal capitano del Partinico che va al lancio a cercare direttamente D'Amico, che va a mettere giù un buon pallone, c'ha due soluzioni a rimorchio e guadagna semplice rimessa laterale, affidata adesso a Viscuso. Cambia fronte Maranzano e la batte lui. Palla in the box, si coordina Anselmo addirittura, in rovesciata Alex Camarat, quasi fa venire giù il Favazza. Bella coordinazione da parte di Anselmo. Cina, può uscire questa palla, è buona per Ferrara, è meglio posizionato Filì che chiude di testa, poi protegge l'ex Misilmeri, va a lottare, ancora Filì, la palla. Il direttore di gara dice che è uscita, Guardalini aveva tenuto bassa la bandierina, indecisione tra due dei tre elementi della terna arbitrale. Quindi corner per il Bagheria, opportunità. Colpo di testa, rimpallo, allontana Scrozzo con un salvataggio provvidenziale. Ha rischiato tantissimo il Partinico Audace, che su questi piazzati non sta facendo benissimo. Occhio dietro! Quindi ha ulteriore opportunità per il Bagheria, stavolta sul primo palo, stavolta respinge Butera, rimessa sempre Bagheria che continua ad insistere per provare a tornare avanti nel punteggio, visto che le ambizioni di playoff
della formazione nerazzurra sono maggiori rispetto a quelle del Partinico, che ormai ne ha praticamente 1 su 100. Mentre Butera regge bene l'urto, si tiene il pallone stretto e Maranzano poi lancia da D'Amico, il pallone alla fine diventa quasi buono per Longo, si rifugia dal portiere Florio, Ferrara lancia anche lui, mette giù col petto Viscuso, alza la palla, alza la bandierina, non la palla, il guardalinee, e quindi fischio e direttore di gara che interrompe una ripartenza potenzialmente veloce alle Partinico Audace. Filì, Amiri, va per via orizzontale da Viscuso, il lancio per D'Amico col petto, Anselmo, era giusta la sua intenzione, poi ancora Anselmo ad insistere, apre da Scardina, può rientrare, preferisce andare da Viscuso, si salva il Bagheria che rilancia, poi scrozzo di testa, era rientrato al fuorigioco Ribaudo, fischio giusto del direttore di gara. Minuto 81, palla per D'Amico, Butera pressa, allontana la difesa del Bagheria, si sta facendo più feroce adesso la pressione della squadra di Abbenante. È entrato molto bene Anselmo, Maranzano, il cross a cercare Butera sul secondo palo, si salva Gastone, poi Scardina, prova ad andare, la rimessa è del Bagheria. Ma può rimanere in pressione alta la squadra di casa. Attento, occhio a questa palla per Ferrara, esce Cascione, ma c'era la bandierina alzata. Fuori gioco, il gioco riprende mentre ci sono 2 palloni in campo, adesso uno, si può giocare, scrosso, va da Miri, chi apre da Filì, Anselmo, Filì, torna di nuovo da Amiri, il lancio a cercare direttamente D'Amico, deve uscire Ferrara, ci ha creduto l'ex giocatore dell'Alcamo. D'Amico è veramente un jolly per questa squadra e per questa società. A volte parte da centrocampista e finisce da difensore, oggi è partito da centrocampista e finirà attaccante, mentre qui Scrozzo non ci ha creduto e quindi l'azione del Bagheria prosegue, che nonostante il gol continua a fare la sua partita. Tanto occhio a questo cross sul secondo palo, smanaccia Cascione, ci aveva provato, Ribaudo mentre Cascione resta a terra. Ma veramente è indegno proprio. Ha preso la botta Cascione nel momento dell'uscita, forse alla schiena, ma è chiaro che non c'è stato nessun fallo da parte di Ribaudo, mentre mister Abbenante dà qualche indicazione, qualche suggerimento ad Amico. A breve potrebbe essere il momento di Cristian Nelongo, perché si è alzato e è pronto a scaldarsi. Il gioco può riprendere con Cascione. Dai Maranzano, dai! Oh! Il rinvio, va a staccare Maranzano, ma non è riuscito a prenderla. Anselmo sì. C'è un po' di traffico attorno a lui, ma il 16 fa un buon lavoro. Scardina di prima per Butera, prezioso l'intervento di Florio. Poi il pallone rimane in cielo, Longo la mette giù. Fischio il direttore di gara. Calcio di punizione. Occhio, cartellino per mister Abbenante, giallo. Giallo per l'allenatore del Partinico. È vero, cos'è sta cosa? Dai, Robbe, dai! Punizione. Daniel!
per il Bagheria, batte Florio, ma la sfera esce fuori, non è riuscito a tenerla in campo Virzì. Bagheria prepara un cambio. Esce Virzì, autore del gol dell'1-0, entra al suo posto Gabriele Dalfino, classe 2005, attaccante esterno che proviene dal Carini, dove ha giocato il campionato di promozione scorsa. Rimessa laterale. Fidato al Viscuso. D'Amico prova a prolungare la palla proprio per Butera, ma il pallone è tornato a Ferrara, che va al rinvio. La palla è facile per Fili, che di testa va direttamente da Anelli, mette giù Fiorentino, scrozzo di esperienza, la fa uscire, punizione Partinico, ma stavano ripartendo i giocatori della squadra di casa, ma si gioca lo stesso. Maranzano non ci ha creduto, non ha saputo leggerla bene qui. Questa palla è il numero 3, mentre Anselmo non riesce a fermare la falcata di Cinà, che ne ha 3 addosso. La palla passa, Fili però la controlla e torna da Maranzano, che lancia a lungo. Deve andare a saltare lungo, anticipato da Anelli. Biondo. Poi Fiorentino lotta da terra pure, la palla se la tiene incollata ai piedi, infatti il fallo è per aver trattenuto la sfera, mentre Biondo è rimasto a terra per un attimo. Maranzano può avanzare, c'è campo da prendere, sfida Anelli, la palla è sbagliata sia per Anselmo che per Longo, ma il 7 ci ha messo di più. Apre da Viscuso, il cross per Butera sul secondo palo, si salva Cinà col petto, tornando dal suo portiere. La Scardina, dai! La pressione di Scardina non tanto forte come la voleva mister Abenante. Dai, Fili! Fili! Oh! Tanto è il momento di Cristiano Longo, vediamo al posto di chi esce Gabriele Butera. Chiaro che è una forza fresca in più per Cristiano Longo, il Partinico audace. Butera fisiologicamente può essere stanco al minuto 88, anche se nei minuti finali della partita col Marsala ci ha messo lui lo zampino. Poi per lui sono arrivati altri 2 gol consecutivi, uno contro il San Giovanni Gemini, l'altro contro il Casteltermini nell'infrasettimanale di mercoledì. Tanto occhio al Bagheria che avanza, prova a passare Ribaudo contro tutto e tutti, però viene messo giù Fili. La mette giù Cascione, 1 minuto alla fine, ma adesso il direttore di gara ci deve fare sapere quanto ha in mente da far recuperare, e ricordiamo che il primo tempo, buona parte, è stato veramente un horror calcisticamente parlando, con interruzioni e mezze risse dovunque. Tanto occhio subito a questo lancio per Cristian Longo, che mette giù, prova a sprintare, strattonato, l'ha fatto l'aggancio e quasi se la porta bene il talentino classe 2006 del settore giovanile del Partinico audace. Tanto il lancio di Cinà, colpo di testa, Ribaudo la mette giù, la apre da Ferrara, forse c'è fuori gioco, Fili va a lottare senza prendere il pallone, infatti è rimessa dal fondo. Cinque minuti di recupero, quindi c'è ancora un po' da giocare, si finirà al minuto 95. Scardina, servito a Longo, è buona, preferisce tornare indietro, ancora Longo,
Da lui devono partire le migliori situazioni. È stato fermato anche il guardalinee, è andato a suggerire il fallo al direttore di gara, quindi calcio di punizione. E occhio, perché oggi Daniel Longo è particolarmente ispirato. È pronto Longo? È chiaro che siamo lontani per fare gol. Il cross. Occhio che la palla passa. Ma si salva il Bagheria, allontana male Ferrara, però non favorisce Scardina, favorisce Cristian Longo. Poi Amiri, Daniel Longo stavolta, che prova a passare in mezzo a due, vince il rimpallo, ancora Longo, però sistemarsi la palla per calciare, ma si salva il Bagheria, che poi riparte in contropiede, deve scappare all'indietro tutta la squadra. Era messo meglio Maranzano, che chiude e si prende un fallo. Adesso il Partinico che sembra averne di più per provare a vincerla. Fili, Scrozzo, si gioca, c'ha tanto campo, Alessandro Scrozzo, il movimento di Cristian Longo, poi Scrozzo, la palla arriva. Ci hanno creduto poco qui i giocatori di Benante, mentre Amiri esce bene rompendo la linea e poi si deve permettere la spazzata, era l'unica cosa fattibile. Minuto quasi 92. Cina, stacca Maranzano, la palla arriva a Fiorentino che prova a puntare la porta, servito Ribaudo, zona cross, Casciano non la prende, ma l'errore di Dalfino è clamoroso. Si è mangiato il 2-1 il Bagheria. E resta in piedi. Il Partinico Audace è rimasto in piedi. Mamma mia, gelato il Favazzi. Queste sono situazioni che difficilmente una squadra sbaglia. Mentre fallo subito da D'Amico. Tutti in the box. Sembrano andare i giocatori del Partinico Audace. Vediamo se Scrozzo vorrà crossare. Sta perdendo un po' di tempo Scrozzo in questo caso. Forse vuole pensare al cross. Il tempo se ne va. Scrozzo batte. Longo in qualche modo. Sprecato qui il Partinico Audace. Però Scrozzo prolunga ancora, il Bagheria ribatte, Scrozzo sempre col petto, coi tempi perfetti, a cercare Scardina o Cristian Longo, nessuno dei due ragazzi del settore giovanile è riuscito a prenderla. Se ne sta andando anche il terzo di recupero, poi ne rimarrà uno. Protetto molto bene Viscuso. Si butta Anselmo, D'Amico, Cristian Longo, riesce ad andare il 13, zona cross per lui, dribbling, passa, ma rimessa al fondo. 45 secondi alla fine. Il rinvio di Ferrara. Va a saltare Fili. Messo giù. Punizione. E quindi forse c'è ancora una speranza. Devono salire tutti. Lanciato direttamente Cristian Longo, ma la palla è un regalo per Ferrara. Forse era meglio aspettare che tutti salissero. Allora si deve difendere il Partinico in questa situazione. Viscuso. Molto bravo Alessandro Scrozzo.
discusso in verticale, la partita è finita, vediamo se c'è l'ultima azione. Scardina, Anselmo, alla meglio sul primo rimpallo, non sul secondo. Ultima azione, vediamo se il direttore di gara la fa giocare. Era passata la palla, ma la fischia alla fine il direttore di gara. E quindi 1-1 e i giocatori del Bagheria stremati a terra. Strappa solamente un punto la squadra di Pagano al Favazza di Terrasini e quindi si rallenta sempre di più nella corsa ai playoff, mentre il Partinico Audace ufficialmente si può dichiarare fuori da questa lotta più dell'infrasettimanale di Casteltermini, ma comunque resta la buona prova, soprattutto del secondo tempo, quando è stato lecito giocare. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima.